Palozzo era un picciottiello che aveva abbordato una signorina su un sito di incontri. Siccome voleva fare bella fiora, si faceva bere che era un uomo di casa e cominciava a spolverare tutti i negli sul comodino. Prima dell'incontro, lui si aveva preparato e si aveva fatto pure i grandi pulizie nelle nasche, nell'eventualità che la picciottiello si adunava che ci aveva i stalattiti a tipo chi della grotta. Quando i picciottelli vogliono fare bella fiora, si preparano tipo che stanno in non matrimonio. Ma ci vuole vento in chiesa, ma non penso di cannile. Mentre stava parlando con la picciottiello, Palozzo ha ricapito che la cosa non poteva andare avanti e comincia a spruzzare deodoranti come fanno i barbieri, per farci a capire che era una profumiera. La picciottiello ci mangosciato e se ne scappò tutta schifiata. Palozzo, per la ragione che aveva, si spruzzò il deodorante in ta faccia e si intossicò a tipo moscone con il DDT. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico a raggia tantosso con sangue, le beate di Pemona si ammasano di profumeria e baciccano i globuli russi per dialare i campioncini a te po' Avon. O ce ne vedo che apre i tacchi spop e si morì subito.